Prima edizione dei telegiornali di Antenna 3, buona giornata, ben ritrovati come ogni lunedì. Subito in apertura quello che è il tema del nostro sondaggio di oggi, dedicato alle tensioni internazionali. Basi USA, via i soldati, all'Italia conviene? È la domanda alla quale vi chiediamo di dare una risposta esprimendo il vostro parere con le consuete modalità. Se per voi la risposta è sì, fate una chiamata gratuita allo 0422 162 6691. Se per voi la risposta è no, 0422 162 6690. Questo il tema di oggi. Ma andiamo ora alle notizie di cronaca. È una tragedia familiare quella che ha colpito la comunità di Montebelluna, dove viveva Roberto Bordini, il sessantenne morto in sella alla sua moto tra Adria e Portoviro. Insieme a Roberto viaggiava la moglie Alessandra Mazzonetto, 55 anni, una coppia affiatatissima che si spostava sempre insieme. Ieri erano partiti da Montebelluna per andare a vedere la partita del figlio, 24enne studente universitario e calciatore della squadra Acli San Luca, impegnata nei playoff di terza categoria a Ferrara. Lungo l'argine del Po, in provincia di Rovigo, la moto su cui viaggiava la coppia si è scontrata contro una moto 125 condotta da un sedicenne del posto. L'impatto purtroppo è stato devastante. Roberto ha perso la vita sul colpo, la moglie Alessandra è stata sbalzata sull'asfalto ed è ora ricoverata in condizioni gravissime, così come il sedicenne alla guida dell'altra moto. Non vedendoli arrivare al palazzetto, il figlio della coppia ha dato l'allarme. La partita, una volta appresa la tragedia, è stata interrotta e giocatori e tifosi si sono stretti attorno al figlio della coppia. Particolarmente scosso il sindaco di Montebelluna, Adalberto Bordin, parente della vittima, che non se la sente in questo momento drammatico di commentare l'accaduto, esprimendo solo affetto nei confronti del cugino. Bordin era direttore commerciale di un'azienda dello Sport System. E questo è l'ennesimo incidente mortale in moto. Si attende la data dei funerali per l'ultimo saluto a Fausto Lamonato, l'imprenditore di Ponzano, 56 anni, morto nello schianto in sella alla sua moto sabato pomeriggio a Monastieri. Incredulità e commozione tra i vicini e tra coloro che lo conoscevano. È stata veramente una notizia che ci ha preso veramente, ci ha colti impreparati, non mi sembra ancora vero, non ci sembra vero a tutti, perché era una persona fra l'altro stupenda, uno sempre pronto ad aiutare tutti, forse il vicino che tutti vorrebbero, perché qualsiasi cosa uno aveva bisogno, lui c'era. Lo vedevo partire alla mattina presto col suo pick-up e così mi dispiace tantissimo per questa perdita. La voce rotta dal pianto è quella dei vicini che ancora non riescono a credere di non poter più incrociare il sorriso di Fausto Lamonato. Il pick-up del 56enne è lì nel parcheggio di via Divisione Folgore a Ponzano, davanti all'abitazione. Ci saliva ogni mattina per andare nella sua azienda, la Intotecnica di Meolo, che aveva rilevato 10 anni fa con successo, esempio di imprenditore che si fa da sé, con coraggio e visione. Manca la sua Harley Davidson, la moto sulla quale ha trovato la morte nel tremendo schianto di Monastier. La due ruote sul campo, lui sul fossato dopo la sbandata fatale. Grande passione la moto, superata soltanto dal mare. La vela, le barche, la sua attività nella associazione sportiva Yacht Club MDV riempivano il suo profilo social. Una persona con una grande voglia di vivere, fra l'altro condividevamo un po' la passione per la vela, abbiamo fatto anche dei viaggi assieme. Io passavo per entrare a casa e lui: dai, vieni dentro, bevi un bicchiere, siediti, dai, hai bisogno di qualcosa. Era una persona meravigliosa. Una persona sempre con il sorriso in viso, semplice, ben voluta da tutti. Ci mancherà soprattutto sentirlo passare, salutarlo alla sera. Lui comunque era sempre gentile, era sempre solare. Mi mancherà, sì, un bel ricordo. Un quartiere sotto shock, pronto a stare accanto alla moglie Graziella. In comune nel 2014 aveva anche tentato l'avventura politica con il Movimento 5 Stelle, un uomo pieno di entusiasmo e di vitalità. Una persona impegnata nel lavoro, come nella famiglia e come nel tempo libero,
spiace proprio. Era un uomo che si era fatto da sé perché aveva rilevato quell'azienda Meolo. Sì, io credo che insomma riuscire oggi ad avere un'azienda è importante, e vuol dire che uno era anche una persona capace, secondo probabilmente volenterosa e coraggiosa. La sfortuna non l'ha aiutato. A Padova ora la vigilia dei funerali di Alex Zanardi, attese per domani migliaia di persone. Ci colleghiamo con Valentina Visentina. A te Valentina, buongiorno. Sì, buongiorno da Noventa Padovana, la casa di Alex Zanardi, la famiglia è chiusa nel dolore, nel più stretto riservo anche in queste ore, così come in tutto questo periodo che ha accompagnato la degenza di Zanardi dopo l'incidente avvenuto nel giugno del 2020 mentre era in sella alla sua handbike in Toscana. È notizia di pochi minuti fa la decisione del presidente della Regione Veneto Alberto Stefani di proclamare lutto regionale per l'intera giornata di domani, 5 maggio, data in cui verranno appunto celebrati i funerali di Alex Zanardi a Padova nella Basilica di Santa Giustina. Il governatore Alberto Stefani ha disposto contemporaneamente che tutti gli edifici regionali espongano la bandiera del Veneto a mezz'asta in segno di cordoglio e vicinanza al dolore della famiglia, oltre che di grande partecipazione alla generale commozione suscitata dalla scomparsa del grande campione sportivo. Il Veneto è profondamente coinvolto nella scomparsa di Alex Zanardi, vero campione di eccezionale levatura tanto nello sport quanto nella vita, ha scritto in una nota Alberto Stefani, e con la proclamazione di una giornata di lutto in occasione delle esequie il Veneto intende manifestare il dolore della comunità intera e testimoniare che l'esempio che Alex lascerà sarà sempre un modello di ispirazione per generazioni di giovani e di persone a cui la vita riserva difficoltà. Poi Stefani ha anche sottolineato il profondo legame di Zanardi con il Veneto, in particolare con Padova. Qui a Noventa aveva scelto di abitare qui, in tanti se lo ricordano quando usciva per le commissioni abituali. E tanto è l'affetto che sta circondando la famiglia di Zanardi in queste ore, ma anche negli anni seguenti. Appunto il secondo drammatico incidente, quello avvenuto nel giugno del 2020 in handbike. Il presidente del Veneto Alberto Stefani domani sarà presente alle esequie, appunto, che si svolgeranno alle 11 nella Basilica di Santa Giustina. Alle 10:30 il feretro di Zanardi lascerà invece l'OIC alla Mandria, la struttura che lo stava ospitando in questo periodo di lungodegenza e dove purtroppo è mancato il 1° maggio. Tante le persone attese, a testimonianza del grande affetto che Alex, vero campione nello sport e anche di vita, ha saputo comunicare in questi anni. Io vi lascio con il servizio e poi la linea può tornare allo studio. Dedico questa pedalata al grande Zanardi, mio coetaneo, stessa età, che ieri se n'è andato. È stato un eroe per me e per molti, per i ciclisti, per quelli che si sono fatti male, per gli sportivi, per tutti. Un esempio, una grande persona. La pedalata domenicale nel nome di Alex Zanardi, l'omaggio di Giovanotti all'ex campione di Formula 1 e di handbike scomparso venerdì 1° maggio. Giovanotti, così come tanti altri big dello sport e dello spettacolo, dovrebbero arrivare domani a Padova per l'ultimo saluto al pilota nella Basilica di Santa Giustina, la stessa chiesa che aveva ospitato i funerali di Giulia Cecchettin e dei 3 carabinieri morti nella strage di Casteldazzano. Migliaia di persone, non solo famosi come Fabio Fazio, Gianni Morandi e Bebe Vio, arriveranno per salutare il grande campione non solo di sport ma anche di vita, l'uomo che per ben 2 volte non si era arreso alla morte. Ad officiare i funerali Don Marco Pozza, il cappellano del carcere di Padova, con cui Zanardi aveva un rapporto di profonda amicizia. Insieme a Don Marco ci sarà anche padre Federico Lauretta della Basilica di Santa Giustina. Prefettura e gabinetto del sindaco stanno mettendo a punto in queste ore la gestione dell'imponente afflusso di gente ai funerali e non è escluso che all'esterno della Basilica di Santa Giustina possa essere
essere allestito un maxi schermo. Domani a Noventa Padovana, dove Zanardi viveva con la moglie Daniela e il figlio Nicolò, in occasione del funerale è stato istituito il lutto cittadino e le bandiere a mezz'asta. Il feretro, intorno alle 10:30 di domani mattina, lascerà la struttura dell'OIC della Mandria, dove Zanardi era ricoverato da tempo, protetto dalla famiglia che in questi anni ha sempre custodito la privacy del campione dopo l'incidente in Toscana con l'handbike nel giugno del 2020. L'ultimo viaggio di Alex tra l'abbraccio di tanti a cui lui ha insegnato il coraggio e la forza di vivere. Ciao Alex, pedala libero per l'universo. Much more than this, I did it my way. Alessandro Zanardi. Una vita, quella di Alex Zanardi, scandita da successi ed incidenti. Dopo l'infanzia da pilota di kart arrivò la Formula 1, quindi i trionfi da atleta disabile. Infine il buio degli ultimi anni dopo il terribile incidente sulle strade della Toscana nel 2020. Una vita divisa in 3 parti per Alex Zanardi, prima e dopo il 2001 e poi dopo il 2020, data dell'ultimo drammatico incidente in Toscana. Prima quella da pilota, culminata con la Formula 1 tra il 1991 e il 1994, poi quella da atleta paralimpico con la handbike, la bicicletta adattata alla sua vita senza gambe, che lo ha portato a conquistare 8 medaglie alle Paralimpiadi. Dopo il primo incidente sul circuito automobilistico di Lausitzring in Germania, che gli costò l'amputazione delle gambe, reagì e iniziò una seconda vita. Emozionanti i suoi frequenti incontri con i giovani, questo a Bassano nel 2019. Arrivano le difficoltà, arrivano dei momenti in cui le difficoltà sono ancora più grandi e sembra impossibile poter andare oltre, e la metafora dei 5 secondi significa questo: chiudi gli occhi se serve ma tieni duro, prova a tenere duro altri 5 secondi. È chiaramente una metafora, ma alle volte accade di riaprire gli occhi e scoprire che chi ti stava di fianco, l'avversario ideale che tentavi di battere, è effettivamente rimasto indietro. Da atleta paralimpico ha partecipato a tutte le maratone più importanti, compresa quella di Padova e Venezia, vinta più volte. Per me è un po' la maratona di casa. Io proprio da casa parto direttamente con la mia handbike e arrivo lì a Villa Pisani per la partenza con grande facilità, quindi un appuntamento imperdibile. Strettissimo il suo rapporto con gli sportivi e i tifosi durante gli allenamenti sui Colli Euganei, che frequentava spesso, ad esempio Galzignano Terme era uno dei suoi punti di partenza preferiti. Veniva fermato per un incoraggiamento o un selfie da quegli stessi sostenitori che ora attendono di tributargli l'ultimo saluto. È tutto a posto? Benissimo, te? Sempre sotto, eh? Hai finito? Sì, per oggi sì, stasera anche spinning, per cui leggero. Allora. Nodo migranti, dopo 2 settimane infuocate a Treviso, il sindaco Mario Conte è pronto a chiedere un incontro con il ministro dell'Interno Piantedosi. La situazione è diventata insostenibile, i problemi hanno superato le opportunità di una corretta integrazione, dice il sindaco, che invoca un giro di vite sui flussi. Chiederò al ministro Piantedosi la possibilità di poterci incontrare per raccontare quanto sta succedendo nei nostri territori, ma soprattutto per trovare insieme delle soluzioni che possano essere condivise e possano mettere i sindaci nella condizione di poter operare nel migliore dei modi. I numeri stanno diventando troppo importanti per qualsiasi forma di organizzazione, quindi si esce addirittura dalla volontà, dalla disponibilità e dal cuore che ognuno di noi può mettere. Qui la situazione rischia di diventare ingestibile. Dopo gli sgomberi, i tavoli in prefettura, le polemiche, Mario Conte tiene il punto e lancia un out-out ai piani alti della politica. Si guarda al Viminale e alle ripercussioni locali di un fenomeno globale, l'immigrazione appunto. Io credo che molto responsabilmente questi flussi vadano fermati, nel senso che noi non possiamo farci carico di un numero così elevato di persone che aumenta di giorno in giorno, che hanno delle esigenze, che hanno delle culture molto diverse dalle nostre. La diversità tra culture genera sicuramente ricchezza, però è altrettanto vero che in questa fase qua
i disagi superano l'opportunità. I territori sono saturi, dice il sindaco di Treviso, presidente dell'Anciveneto. Sullo sfondo le tensioni per la gestione dei migranti sgomberati da Parc dal Negro e dall'area Appiani, parcheggi che, ripete Conte, non sono dormitori. L'ultima scintilla è stata innescata dalle lamentele di un migrante in particolare all'interno del gruppo ospitato ormai da quasi 10 giorni in albergo, e questo grazie alla generosità di 2 imprenditori. Guarda, abbiamo mangiato 3 giorni, oggi è il terzo giorno questo che abbiamo mangiando. Il video di Ali è presto diventato un caso. La stessa Mirella Tuzzato, a cui si erano rivolti i benefattori per trovare degli alloggi, ha parlato di un gesto che rischia di nuocere a tutti. Conte, da parte sua, è tranchant. Se tu vieni qui e rifiuti l'ospitalità, non gradisci l'ospitalità che ti viene generosamente offerta da un imprenditore, credo che tu innanzitutto manchi di rispetto al paese ospitante. La questura dovrebbe prendere in considerazione le loro posizioni per allontanare. Penso sia il minimo, insomma, se non ti va bene l'idea di dormire e mangiare a Villa Fiorita, credo che è giusto che tu te ne torni a casa. Intanto Coalizione Civica posiziona provocatori cartelli turistici su alcuni dei punti nevralgici della polemica cittadina, dal Parc dal Negro all'Appiani al Viottolo sotto i portici a ridosso di Cassugana. Persone costrette a dormire all'addiaccio dalla inerzia delle istituzioni, così recita il provocatorio cartello turistico posizionato da Coalizione Civica per Treviso in alcuni punti nevralgici della città, finiti sotto i riflettori ultimamente per il nodo migranti. Parc dal Negro, Parc Appiani, il Viottolo sotto i portici a ridosso di Cassugana. Eccole dunque le indicazioni in marrone, un cartello, dice l'esponente del movimento Gigi Calesso, per rendere visibile l'invisibilità. Vogliamo che la città si renda conto di quali sarebbero le indicazioni se riguardassero anche i lati più oscuri del nostro vissuto quotidiano, in particolare in questo caso quello che riguarda le persone costrette a dormire all'addiaccio. Riteniamo che questa situazione, che si nasconde dietro la vetrina della città ricca e turistica, vada messa in evidenza. Mentre i cartelli sono già un caso, Calesso elenca le buone pratiche di altri capoluoghi, l'affitto civico di Bologna, il piano per l'abitare sociale di Vicenza, la limitazione degli affitti turistici a Verona. Il tema è politico e non solo, come racconta Isaac Lodi Casagrande, esponente trevigiano del Movimento 5 Stelle. Mio nonno è italiano al 100%, durante il periodo fascista era andato giù in Etiopia proprio per la conquista. Lui è rimasto là e poi siamo nati noi, diciamo, io e mia sorella. Io sono italo-etiope, quindi diciamo che è una cosa in più per me, quindi questa mi va bene. E non ho mai trovato qualche razzismo o roba del genere, perché tanti dicono il Veneto è razzista. No, il Veneto non è razzista. Se una persona è razzista è ignorante ed è diverso. Io sono stato bene dalle superiori, medie, elementari, l'asilo, mai avuto problemi, sempre legato con tutti. Dobbiamo dare un'opportunità anche a queste persone a crescere e a legare, un'inclusione. Collaterale il tema della sicurezza locale, così come definita a Spresiano dallo stesso ministro Carlo Nordio. I sindaci possono fare di più, conferma l'avvocato meloniano Fabio Crea, che cita anche il recente caso di Carbonera. La sicurezza locale, che deve essere sì certo garantita dalle forze dell'ordine nazionali e ovviamente anche dalla magistratura, dal Ministero della Giustizia, ma è molto importante il contributo direi quasi principale del sindaco, dell'autorità locale. La chiamata sicurezza locale il ministro Carlo Nordio in un evento elettorale a Spresiano a supporto del sindaco uscente Marco Della Pietra, parole che ripropongono il tema delle armi a disposizione dei primi cittadini nel contrastare microcriminalità e devianza. Il ministro Nordio ieri ha detto una parola molto importante: la sicurezza locale, quindi la sicurezza urbana. Il contributo principale è proprio quello delle amministratori, cioè dei sindaci. È un concetto normato, è un concetto che vado a ripetere da tempo, è arrivata in maniera molto importante ovviamente l'interpretazione superiore a quella di tutti da parte del Ministro della Giustizia.
Per l'avvocato trevigiano di Fratelli d'Italia Fabio Crea, che proprio sul fronte della sicurezza urbana più volte ha messo nel mirino il sindaco leghista Mario Conte, il messaggio di Nordio dal palco di Spresiano non lascia spazio a dubbi o interpretazioni. Il compito della sicurezza urbana e del presidio del territorio è compito dei sindaci, principalmente della polizia locale, come in un caso molto importante in questi ultimi giorni ha fatto in maniera molto opportuna e molto importante la brava sindaca di Carbonera, la Ortolan. Il riferimento è al presidio fisso attuato nei giorni feriali dopo gli episodi di violenza giovanile a Mignagola, culminati con il pestaggio di un tabaccaio. Mario Conte potrebbe prendere esempio anche da vari altri realtà locali. La Ortolan, in un momento in cui c'era la necessità di effettuare un presidio importante all'interno del proprio comune, ha attivato non le forze dell'ordine ma la polizia locale, quindi questo è la rappresentazione, l'esplicitazione di ciò che è previsto dalle norme. Quindi che sia Mario Conte che sia un altro sindaco, il problema sicurezza all'interno delle città, che è sempre all'attenzione del governo, i decreti sicurezza, i 5 decreti sicurezza hanno insistito molto su quelle che sono modifiche e interventi soprattutto nella sicurezza urbana, vanno in questo senso. Nel Vicentino ora, a Isola Vicentina, potrebbe sorgere un nuovo impianto di trattamento dei rifiuti, il secondo del comune. I cittadini allarmati si sono mobilitati per bloccare il progetto, ha avviato una petizione per contrastare i rischi di inquinamento chimico ed acustico. Ci colleghiamo quindi con Isola Vicentina, dove c'è Daniele Garbina. A te Daniele, buongiorno. Sì, buongiorno Marta, buongiorno ai telespettatori. Confermo, ci troviamo a Isola Vicentina nella zona industriale. Siamo al termine di Via del Lavoro e quello che è alle mie spalle è proprio l'area che tu stavi descrivendo, quella che insomma, dovrebbe essere oggetto di questo progetto, di questo importante e nuovo impianto di trasformazione dei rifiuti. In questo momento, come vedete, l'area è semplicemente stata livellata, infatti c'è un permesso per la sistemazione fondiaria. Al momento non si accolgono segni di eventuali sviluppi, anche perché il progetto di cui accennavi è ancora sempre nella fase embrionale, ma sufficiente però solo come tema per far risorgere i residenti. Infatti quelli che vedete in parte sono delle immagini di Simone Squarcina, il collega, sono le case proprio che sorgono a ridosso di questa area e che si sono subito mobilitati in mano proprio un loro comunicato dove ci hanno anche coinvolti, informati, per dirci che si stanno organizzando in questo momento, perché essendo il secondo impianto importante di trasformazione di rifiuti in zona, loro non ritengono sia opportuno, proprio per le conseguenze che questo porterebbe non solo per l'inquinamento così dell'aria, dell'acqua, delle falde sotto, ma anche del traffico per questo cambio. Insomma, una situazione, secondo quello che ci descrivono, insostenibile, visto che ne esiste già uno. Hanno promosso una petizione, sono un centinaio di firme e hanno rivolto questo appello innanzitutto oltre a noi ma anche al sindaco Francesco Gonzo, che noi abbiamo così interpellato e chiesto un'opinione se effettivamente fossero fondate queste preoccupazioni. Quel sindaco non ha potuto essere presente, però ci ha mandato un video. Ecco, sentite cosa ci ha risposto. Le preoccupazioni dei residenti e quella delle aziende che insistono in quella zona industriale, che hanno investito in quei terreni, sono anche le nostre, le faremo sentire nella conferenza dei servizi. Siamo in una fase di verifica documentale, si aprirà poi la parte pubblica della procedura di valutazione ambientale, nella quale appunto potremo far sentire la nostra voce come amministrazione comunale, ma anche i cittadini potranno portare le proprie istanze. Ecco, avete sentito come il sindaco conferma queste ipotesi e le sue preoccupazioni e le preoccupazioni dell'amministrazione comunale, che si schiera al fianco dei suoi cittadini. Noi, come dicevo, abbiamo provato a contattarli, non è stato possibile proprio per motivi di lavoro, ma appunto perché questo è un comitato che è sorto e si sta organizzando in questi giorni, ci ha dato disponibilità e l'impegno di farci trovare, di esprimere la loro opinione, di organizzarsi. Ecco, nei prossimi giorni è molto probabile che li rivedremo e ci faremo anche spiegare meglio quali sono i dati che hanno in mano e le loro preoccupazioni. Quindi dal momento, se non hai domande a Marta da Isola Vicentina, restituisco la linea allo studio.
Grazie a Daniele Garbin. Noi ora torniamo nel Padovano per parlare della scomparsa di un batterista padovano di 24 anni, scomparso a Budapest durante un tour musicale. Il giovane risulta irreperibile dal 1° maggio. Sono state attivate le ricerche a livello internazionale. È dalla sera del 1° maggio che non si hanno più notizie di Davide Lucchelli, musicista padovano della band trevigiana punk rock Oggetto Sconosciuto, che ha fatto perdere le proprie tracce a Budapest, dove il gruppo si trovava per la prima tappa internazionale del tour all'estero. L'ultimo avvistamento del 24enne risale alle 20:30 in un parcheggio di Mester Utka 3032. Da quel momento il silenzio. A dare l'allarme sui social sono stati proprio i compagni di band, preoccupati per il mancato rientro dell'amico. I genitori hanno formalizzato la denuncia ai carabinieri di Padova, facendo scattare le ricerche con il coinvolgimento dell'Interpol. Dopo aver suonato a Treviso, Monteforte, Zarobranco, Trieste, Treviso, Venezia e Padova, il 1° maggio sarebbe stato in programma proprio la data ungherese, concerto che non è mai andato in scena. Gli investigatori mantengono il massimo riservo, ma tra le ipotesi al vaglio c'è quella di un possibile incontro pericoloso. Il giovane si sarebbe separato dal resto della band solo pochi minuti prima della scomparsa. L'appello è a chiunque possa fornire elementi utili di rivolgersi alle forze dell'ordine. Ogni dettaglio può essere decisivo per ritrovarlo. Ancora a cronaca, prosegue l'intervento dei Vigili del Fuoco per l'incendio che da ieri interessa un capannone adibito a deposito di rotoballe di un'azienda agricola in via Garibaldi a Taglio di Po. Siamo in provincia di Rovigo, al lavoro le squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Adria con il supporto dell'autobotte della sede centrale di Rovigo. Indagini coordinate dal funzionario di guardia, in rinforzo anche personale dal comando di Ferrara. Il deposito coinvolto dalle fiamme si estende su una superficie di circa 4.000 metri quadrati. Le operazioni hanno consentito di evitare la propagazione dell'incendio ai depositi limitrofi e alla stalla adiacente con il bestiame. Lo vedete, insomma, è un incendio davvero di notevoli proporzioni. E continua la mobilitazione a proposito di incendi anche a Campocroce di Mogliano per l'incendio nella palestra della frazione di Campocroce, un fenomeno di combustione lenta. Sono già ingenti i danni. Si sono accorti che praticamente l'isolante che sta all'interno della muratura, che è un isolante di legno pressato, posato 25 anni fa quando è stata costruita la palestra, aveva preso fuoco, un fuoco senza fiamma libera, una combustione lenta che aveva coinvolto metà della facciata est e una parte della facciata nord. Sono già ingentissimi, centinaia di migliaia di euro i danni riportati dalla palestra comunale di Campocroce a Mogliano Veneto, dove da 2 giorni si registra il via vai degli operatori. L'allarme è stato lanciato dalla squadra locale di volley a ridosso della partita. Immediato l'arrivo dei vigili del fuoco per una prima messa in sicurezza. Nella notte però la combustione è ripresa in maniera subdola, da qui una seconda mobilitazione. È un intervento difficile per i vigili del fuoco che ringrazio. Ieri c'erano 2 squadre qui a Campocroce, oggi una squadra. Purtroppo è un incendio difficile da spegnere perché siamo proprio all'interno della muratura. Hanno dovuto creare dei fori sui muri e buttare dentro acqua e schiuma. Fortunatamente la copertura in legno della palestra non è stata intaccata e fortunatamente ieri c'era una partita perché se si arrivava lunedì a domani poteva essere troppo tardi. Ecco, perché non c'è la fiamma, non si vedono fiamme. Non si vedono fiamme, solo un po' di fumo e questo odore acre, insomma, di legno compattato che brucia lentamente. Il tutto si sarebbe innescato da alcune scintille nel corso dei lavori di manutenzione della copertura, ma al momento non è facile stabilire con esattezza le responsabilità. Di certo il quadro è in evoluzione, la palestra ora è chiusa per le squadre che qui si allenano, saranno trovate soluzioni temporanee. Abbiamo anche attivato la protezione civile che farà della guardiania a partire da oggi pomeriggio, quando l'intervento dei vigili del fuoco sarà finito, per capire, per vedere, controllare che non ci siano altri focolai, insomma, che continuano a fare questa combustione lenta.
E un incendio è divampato nel tardo pomeriggio di ieri al Parco Langher a Rovigo, mobilitando diverse squadre dei Vigili del Fuoco provenienti da Rovigo e Castelmassa. L'allarme è scattato poco dopo le 17, quando le fiamme hanno iniziato a propagarsi rapidamente all'interno dell'area verde. A complicare le operazioni di spegnimento è stato il vento che sta spingendo i piumini incendiati a distanza, generando numerosi focolai secondari e rendendo più difficile il contenimento dell'incendio. Per supportare le operazioni da terra è stato richiesto anche l'intervento di un elicottero dei Vigili del Fuoco impegnato nei lanci d'acqua sulle zone più critiche. Le squadre hanno lavorato intensamente sia per domare le fiamme sia per proteggere le abitazioni situate nelle vicinanze del parco, potenzialmente a rischio a causa dell'avanzare dell'incendio. Sul posto è intervenuta anche la polizia locale. Ed un altro incidente, questa volta in un condominio, si è verificato a Padova nel quartiere Arcella. L'intero stabile è stato evacuato dai Vigili del Fuoco. Vediamo. Fiamme nel primo pomeriggio di ieri in un appartamento al terzo piano di un palazzo di via Antonio da Murano nel quartiere Arcella a Padova. Le squadre arrivate dalla sede centrale di Padova e dal distaccamento di Abano Terme hanno lavorato per ore per spegnere l'incendio ed evacuare l'intero stabile invaso dal fumo. Fortunatamente nessuna persona era presente all'interno dell'abitazione al momento dell'incendio. I tecnici dei Vigili del Fuoco, dopo aver messo in sicurezza l'area, hanno avviato gli accertamenti per determinare l'origine del rogo. Sembra una famiglia ungherese in vacanza, invece nello zaino dei due minorenni la polizia ha trovato arnesi da scasso. I 4 sono stati intercettati in stazione a Padova dalla polizia. Trovati in stazione assieme a 2 minorenni con gli zaini carichi di attrezzi per lo scasso, una coppia di cittadini ungheresi sono stati bloccati a Padova assieme a 2 ragazzini di 15 e 13 anni a bordo di monopattini. I 4 erano appena arrivati in Italia. Nello zaino una trancia, un coltello con lama seghettata, un martello, una pinza, 2 cacciavite, un paio di guanti da lavoro, un binocolo. La polizia, notando il grosso zaino appeso al monopattino, ha fermato i 4, in apparenza una famiglia in vacanza. Il 13enne però ha iniziato ad inveire contro gli agenti e ha tentato di scappare. I 2 adulti di 40 e 23 anni e i 2 minori di 15 e 13 risultavano domiciliati in provincia di Venezia. All'interno del loro zaino sono stati scoperti tutti gli arnesi da scasso. I 2 minorenni sono poi risultati ricercati in ambito europeo dalle autorità ungheresi come persone scomparse perché si sarebbero allontanati insieme da un istituto per l'infanzia in Ungheria senza autorizzazione lo scorso 19 aprile. Entrambi sono stati immediatamente trasferiti in una comunità per minori. Il questore di Padova, Marco Dorisio, ha messo nei confronti dei 2 adulti il foglio di via obbligatorio da Padova per 3 anni e la segnalazione per possesso ingiustificato di arnesi per lo scasso. Probabilmente i 2 puntavano a compiere furti in città sfruttando i 2 ragazzini minorenni. Nel Vicentino ora torniamo a Valbrenta, dove iniziano oggi 5 settimane di lavori di asfaltatura lungo la statale 47 Valsugana, previsti disagi e rallentamenti che si andranno ad aggiungere a quelli ordinari. Ci colleghiamo quindi con il nostro Mirko Cavallina assieme al sindaco, ecco lo vedo, al sindaco di Valbrenta Luca Ferrazzoli. A te Mirko, buongiorno. Buongiorno Marta, con Renzo Rigon alla parte tecnica. Ecco qui lo scenario quotidiano in località Carpanè. Mezzi pesanti, automobili e solo lunedì mattina un'arteria che sopporta circa 20.000 veicoli al giorno. Questi cantieri, come dicevi, sono iniziati nella zona sud verso Romano Dezzelino, asfaltature in tratti saltuari che arriveranno fino al confine con la provincia di Trento. Lavori necessari ma che ovviamente non potranno, sindaco, non impattare. Sì, anche perché impattano in una situazione di lavori già esistenti. Mi riferisco in particolare al completamento della manutenzione straordinaria della galleria piccola che porta ad Arsier, poi restringimenti di carreggiata per il completamento del guardrail Cismon e poi la ristrutturazione e manutenzione straordinaria del cavalcavia di San Marino. Insomma, ci sono già parecchi restringimenti, quindi noi abbiamo la soddisfazione che ci sia un investimento sul nostro territorio per la sicurezza stradale. Dall'altra la contestualità a volte crea dei problemi in una situazione di traffico che, come avete potuto vedere, insomma, è già consistente. Fino al 12 giugno questi lavori, qui
che Carpanè è uno dei punti critici, un imbuto, una strozzatura stradale. I lavori sono previsti per fortuna di notte, come già è successo altre volte. Sì, è assolutamente necessario in alcune tratte, perché proprio per la quantità di traffico, soprattutto quello pesante, soluzioni alternative comporterebbero di fatto una congestione totale dell'arteria, quindi questo è assolutamente necessario. Allargando lo sguardo alla viabilità, insomma, sappiamo che la superstrada pedemontana ha già portato da tempo più traffico anche da queste parti. Sono imminenti le vacanze di Pentecoste, quindi di tutta l'area tedesca germanica. I progetti che riguardano gli ampliamenti di questa e di altre arterie a che punto sono? Noi abbiamo lavorato sempre nel solco di quello che era l'accordo che prevedeva il completamento della Valdastico Nord e l'ammodernamento della statale 47, quindi ad oggi stiamo ragionando su questo. Ovviamente un ammodernamento della statale 47 non risolverà tutti i problemi, perché si possono migliorare alcune situazioni, ma è un'arteria che non può reggere questi volumi di traffico, quindi se la soluzione è la Valdastico Nord non spetta a noi dirlo ovviamente, ma deve essere accelerata nella procedura. D'altro canto noi possiamo lavorare su quei piccoli miglioramenti che consentano di rendere vivibile questo territorio, perché attualmente evidentemente non lo è. E come anche le immagini vi confermano, con veicoli che ci passano davvero a fil di gomito. Per il momento è tutto da Val Brenta, ma credo ci torneremo per queste altre situazioni. Grazie al sindaco Luca Ferrazzoli, Renzo Rigon alla parte tecnica. A te Marta. Grazie ai colleghi della redazione di Bassano del Grappa. Noi ora andiamo a Mogliano per parlare di pensioni e di giovani. È in corso il convegno di Solidarietà Veneto proprio per fare il punto sulle novità della normativa e anche su quelle che sono le opportunità della previdenza complementare. Ci colleghiamo con Daniela Sizzi. A te Daniela, buongiorno. Buongiorno Marta, buongiorno ai telespettatori. Sì, l'hai detto tu, siamo qui a Mogliano per parlare di pensioni di previdenza complementare. Siamo qui anche per parlare di giovani in una situazione, in un momento che è davvero difficile anche per quanto riguarda la situazione geopolitica. L'abbiamo detto e ridetto più volte, purtroppo situazione difficile con i cittadini che fanno fatica anche solo a risparmiare. Io sono in compagnia con Massimiliano Paglini, segretario veneto della CISL. Intanto buongiorno. Buongiorno, grazie, buongiorno. E Paolo Veneto, buongiorno. Buongiorno. Dunque, situazione difficile questa qua, una situazione insomma anche a livello geopolitico davvero complicata. Che futuro c'è, ma soprattutto per i giovani in questo momento? Per i giovani nel nostro paese e in Veneto serve dare opportunità. I giovani hanno bisogno di occasioni di crescita professionale, ma soprattutto hanno bisogno di servizi, e quindi la scelta della Regione di investire 30 milioni, così come ci è stato confermato dal Presidente Stefani, per gli alloggi ESU e soprattutto per i 50 milioni per l'edilizia in prospettiva, l'edilizia, le politiche abitative, crediamo sia la scelta giusta. Noi pensiamo però che serva ancora del Veneto, perché oggi siamo stati all'assemblea del Fondo Solidarietà Veneto e quello che ne emerge è che quando si governa assieme l'economia e la produzione, il nostro capitale, beneficia tutto il territorio e ovviamente il mondo del lavoro, e i giovani hanno bisogno proprio di questo. Oggi si fa fatica anche a risparmiare, lo dico insomma i numeri, cosa si può fare di più? Beh, diciamo la storia di Solidarietà Veneto in effetti forse rappresenta qualcosa di diverso, un risparmio che differisce dal risparmio consueto. Il risparmio nella previdenza complementare è risparmio per la futura pensione, e quello che osserviamo in realtà è una disponibilità da parte dei cittadini della nostra regione, giovani e meno giovani, di risparmiare in previdenza complementare, dunque di investire nel futuro. Non stiamo parlando di risparmio di dimensioni super rilevanti, ma del risparmio normale che dovrebbe contraddistinguere qualsiasi persona, l'operaio, l'impiegato, la persona che ha un reddito da 1.500-1.600 euro netti al mese e che costruisce futuro per la propria pensione. Questo si può fare a prescindere dall'andamento della geopolitica, l'ha dimostrato Solidarietà Veneto in 36 anni di attività, attraversando le più disparate crisi e trovandosi qui oggi a raccontare una storia di crescita, di successo e di servizio a favore della cittadinanza.
quanto importanti sono i fondi in questo momento? Beh, i fondi sono strutturali, fondamentali per il futuro della previdenza, il secondo e il terzo pilastro della previdenza nel nostro paese, perché senza la previdenza integrativa, in una dinamica demografica che è in riduzione fortissima della natalità, impone a tutti di investire in previdenza integrativa, e questo grazie alla contrattazione. Il Fondo Solidarietà Veneto, come molti fondi nel nostro paese, sono nati grazie alla forza della contrattazione. Per questo serve chiarezza anche rispetto a quel principio della portabilità che sembra che sia diventato, come dire, la prospettiva sul quale ci sarà un'apertura a tutti, un liberi tutti. No, noi pensiamo che non ci debba essere liberi tutti, ma che debba essere rafforzata la contrattazione integrativa, proprio come è stato fatto del decreto annunciato, decreto lavoro, in cui la contrattazione sottoscritta dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative viene messa al centro. È una rivoluzione. Voi chiedete qualcosa, Governo? Ma noi al Governo chiediamo di poter dare, assieme anche agli altri fondi negoziali, una linea prospettica che sia solida, robusta e che consolidi un principio. Certo, la demografia fa sì che la pensione non sia più, come in passato, soltanto un diritto pagato con le contribuzioni dei giovani che nasceranno, ma ahimè ne nascono pochi, ma un progetto di risparmio. Oggi la previdenza complementare è il secondo pilastro del futuro che avremo. Ecco, dobbiamo cercare di consolidarlo, quindi al Governo chiediamo una normativa che sia stabile e che possa innescare un processo di fiducia e di sviluppo per quanto riguarda la previdenza complementare, soprattutto quella di stampo associativo che nella nostra regione ha avuto così tanto successo. Grazie davvero a entrambi, grazie. E se non ci sono domande, Marta, ti restituisco la linea. Grazie a Daniela Sizia con Nicoletta Rizzetto per la parte tecnica. Ci fermiamo ora per la pubblicità, linea alla regia. A tra poco, rimanete con noi. Eccoci di nuovo in diretta con la prima edizione dei nostri telegiornali. Procediamo con la cronaca. C'è stato un intervento del soccorso alpino a Cimolais, siamo in provincia di Pordenone, dove un 21enne veneto è precipitato in seguito al cedimento di un appiglio sulla cima dei Preti. Un principio di scalata si è trasformato in un'emergenza questa mattina a Cimolais, dove la stazione Valcellina del soccorso alpino e l'elisoccorso regionale sono intervenuti per un incidente in quota. L'allarme è scattato intorno alle 5:30 quando una chiamata al 112 ha segnalato la caduta di un 21enne veneto. Il giovane stava risalendo la via normale alla cima dei Preti insieme a un compagno dopo aver trascorso la notte al bivacco Greselin. A quota 1400 metri il cedimento improvviso di un appiglio ha causato una caduta di diversi metri, bloccando la progressione dei due scalatori. Per le operazioni di recupero, l'elicottero sanitario, dopo un primo sopralluogo, ha imbarcato un secondo tecnico di soccorso alpino per operare in parete. I due soccorritori sono stati calati con il verricello direttamente nei pressi del ferito. Dopo una valutazione coordinata via radio con l'equipe medica, il giovane è stato recuperato tramite triangolo di evacuazione. Nonostante non sembrino esserci traumi cranici o lesioni gravi, il 21enne è stato trasportato all'ospedale di Udine per accertamenti. Il compagno di cordata è invece rientrato a valle autonomamente, monitorato a distanza dalle squadre di terra. E altri due interventi del soccorso alpino nel fine settimana per recuperare escursionisti feriti sui Colli Euganei. Due escursionisti sono stati tratti in salvo dal soccorso alpino di Padova, che è stato attivato domenica pomeriggio. La prima, una turista olandese di 59 anni che si era ferita ad una caviglia mentre con il marito si trovava sul Monte Ceva a Montegrotto Terme. La donna è stata raggiunta da una squadra di 5 soccorritori che le hanno immobilizzato il piede per poi caricarla in barella e trasportarla per 500 metri fino al punto di ritrovo dell'ambulanza. La seconda allerta è scattata poco dopo per un escursionista 36enne moldava che aveva riportato un trauma a tibia e caviglia durante una camminata con la famiglia sul Monte Venda nel comune di Galzignano Terme. La squadra è arrivata sul luogo del secondo incidente con l'elisoccorso. L'infortunata è stata recuperata con il verricello e trasportata all'ospedale di Schiavonia. Caso di tetano nel padovano, anziana ricoverata in terapia intensiva.
È ricoverata in rianimazione in condizioni stabili all'ospedale di Abano Terme, un 86enne contagiata dal tetano. L'anziana si è rivolta al pronto soccorso degli ospedali riuniti Padova Sud a Schiavonia. Il tetano è una malattia rara, molto rara, abbiamo 1 o 2 casi in provincia di Padova ogni anno, ma necessita di cure importanti, appunto in rianimazione, con delle immunoglobuline specifiche, antibiotici mirati e anche dei farmaci miorilassanti. La diagnosi è stata fatta su base clinica perché aveva la manifestazione del cosiddetto trisma, cioè una contrazione della mandibola che non si riesce ad aprire. L'anziana nei giorni precedenti si era ferita mentre stava facendo dei lavori nell'orto di casa. Il tetano è una malattia infettiva grave, potenzialmente letale, ma non contagiosa. Le spore di questo batterio si trovano nel terreno, nella polvere e tra le feci umane e animali. Ci si contagia attraverso tagli e ferite derivanti da contatto con oggetti o materiali contaminati. I sintomi sono la paralisi, gli spasmi e le contrazioni muscolari. La guarigione richiede tempi lunghi. I casi di tetano fortunatamente sono rari. Uno si era verificato lo scorso anno nell'Alta Padovana, dove una donna si era ferita con un ferro arrugginito e grazie ad una diagnosi tempestiva e le cure all'ospedale di Campo San Piero era stata dichiarata guarita. L'USL 6 consiglia il richiamo della vaccinazione. La copertura complessiva per la vaccinazione antitetanica è buona per la provincia di Padova, però proprio per le donne e poi per le persone più avanti con l'età c'è un calo della protezione immunitaria, quindi è importante fare dei richiami. Per questo è importante verificare, soprattutto se si fanno lavori di giardinaggio, di orticoltura o comunque in agricoltura dove è più diffuso il batterio e anche quindi la possibilità di infettarsi, di chiedere al proprio medico di famiglia con l'igiene pubblica di vedere com'è la propria copertura vaccinale, eventualmente fare un richiamo. Prevenzione e sicurezza. Il prefetto di Vicenza Filippo Romano annuncia la conclusione delle pratiche per collegare la videosorveglianza di una ventina di comuni con le forze dell'ordine. Stiamo anche procedendo con l'allargamento del novero dei comuni che hanno la videosorveglianza collegata alle forze di polizia. Una ventina di comuni stanno aderendo a un nostro nuovo bando, chiamiamolo così, e intorno alla seconda o terza settimana di maggio organizzeremo, e ve ne daremo preventiva notizia, una firma di questi nuovi protocolli. Si rafforza il patto per l'attuazione della sicurezza urbana non solo nel comune capoluogo ma in tutta la provincia iberica. Per rafforzare la prevenzione e collegare in tempo reale le immagini riprese dalla rete di telecamere comunali non significa solo monitorare la situazione al presente. E a cosa serve la videosorveglianza? Una volta serviva soprattutto come deterrenza generica e a trovare delle prove quando ormai il crimine era stato commesso o anche banalmente l'incidente stradale, ecco. Adesso la videosorveglianza ha una marcia in più, all'intelligenza artificiale, quindi può segnalare dei movimenti sospetti prima ancora che il reato venga compiuto. Noi ci auguriamo che questa nuova frontiera ci aiuti a migliorare la sicurezza. Stretta è la collaborazione dei sindaci con le forze dell'ordine alla prefettura, ma cosa succede nei comuni attualmente amministrati con un commissario prefettizio? I nostri sindaci sono bravissimi e sono anche molto veloci e rapidi. Chiaramente il commissario si trova in una situazione temporanea, di breve tempo, ma un po' favorita perché avendo in sé anche i poteri del Consiglio Comunale, della Giunta Municipale, è più veloce, nel senso che c'è un solo passaggio anziché 3, ecco, questo è da dire. Certe volte poi il commissario, ma parlo in generale, non di questa provincia, il commissario ha una posizione, diciamo così, di estraneità all'ente che può giovare in alcune situazioni più incancrenite, più problematiche. Non è il caso ovviamente del controllo di vicinato, noi abbiamo già decine di comuni che hanno il controllo di vicinato e anche qui posso dire che entro un tempo ragionevole li avremo tutti. Ed ora andiamo dal nostro ospite di oggi. Ringrazio per essere con noi Giacomo Colladon, presidente di BOM, l'azienda di trasporto pubblico della Marca Trevigiana. Buongiorno Presidente, grazie. Grazie dell'invito. Ecco, il tema, diciamo, che vogliamo affrontare con lei è sicuramente un tema di grande attualità e di grande interesse ovviamente per le famiglie, per gli utenti, perché il
il caro carburante sta davvero mettendo in crisi un po' tutti i settori. L'abbiamo detto fin dall'inizio dello scoppio della guerra, di tutte le tensioni in Medio Oriente, quelli che sarebbero potuti essere gli effetti sul trasporto pubblico. Sono passati oltre 2 mesi, il governo ha con il 1° maggio nuovamente rinnovato lo sconto, diciamo così, delle accise fino al 21 di maggio. La situazione al momento risulta però molto difficile. Come vi state muovendo? Allora, la situazione è sicuramente difficile, nel senso che il costo del gasolio da febbraio ad oggi è aumentato all'incirca del 35%. Siccome abbiamo molti autobus, più di un centinaio di autobus a metano, anche il metano ha avuto un incremento minore del gasolio, ma supera il 25% rispetto a febbraio, e quindi sicuramente il problema è un problema importante. Per la nostra azienda cosa vuol dire questo? Vuol dire che ogni settimana il costo in più per i costi di trazione sono circa 50.000 euro. Quindi rapportati, e se la situazione continuerà fino a fine anno, ovviamente avremo un maggior onere dovuto a costi di trazione di oltre 2 milioni di euro. Cosa possiamo fare noi? Possiamo fare quello che è logico in un'azienda di trasporto pubblico. Stiamo utilizzando al massimo gli autobus elettrici, stiamo utilizzando al massimo gli autobus, quelli più recenti, quelli che consumano meno. Stiamo cercando di limitare i trasferimenti a vuoto, che è un costo sicuramente importante nella mobilità pubblica. Ma oltre a questo non è che abbiamo altre possibilità o altre capacità di riduzione dei costi. La situazione ovviamente è sotto controllo, cercheremo di verificare magari tra qualche mese, perché la nostra speranza è che la situazione poi ritorni alla normalità, e quindi questi 3-4 mesi possono essere ovviamente i soli che incidono sulla mobilità pubblica in termini di costi di trazione. Ecco Presidente, quanto potete tener duro ancora prima di andare a ritoccare quelle che sono le tariffe, i biglietti, oppure a tagliare le corse, insomma a ricorrere a delle misure drastiche per fronteggiare la crisi energetica? Allora, noi stiamo monitorando la situazione. Ripeto, come ho detto prima, che la nostra speranza è che verso luglio-agosto la situazione possa tornare alla normalità, e quindi in questo momento non abbiamo affrontato il problema tariffe o taglio delle corse. Sicuramente sono delle situazioni che devono essere valutate. La valutazione verrà fatta sicuramente entro l'inizio dell'anno scolastico. Ovviamente fino all'inizio dell'anno scolastico non abbiamo intenzione di ritoccare niente, e continueremo con le tariffe che attualmente sono in uso ovviamente nel nostro sistema tariffario, e continueremo ovviamente con un servizio che è quello tradizionale che diamo all'utenza sia nel periodo invernale che nel periodo estivo. Quindi anche per il periodo estivo, che ormai insomma si sta avvicinando dopo la fine della scuola, delle lezioni, non avete in programma una riduzione, diciamo, delle corse per in qualche maniera contenere i costi? No, assolutamente no, anzi durante il periodo estivo rispetto all'anno precedente abbiamo cercato di tagliare meno corse rispetto soprattutto nel periodo di Ferragosto. L'anno scorso abbiamo tagliato parecchio nel periodo di Ferragosto, quest'anno siamo ritornati indietro, e quindi il taglio sarà meno importante rispetto al 2025. Quindi insomma la speranza, Presidente, è quella che possa ovviamente chiudersi quanto prima, se non altro insomma prima dell'avvio del prossimo anno scolastico, il conflitto, in maniera tale da poter in qualche maniera ammortizzare questo costo in più che c'è stato finora in questi mesi. Sicuramente sì, la nostra speranza è che con l'estate, con luglio-agosto, la situazione torni alla normalità, e se torna nella normalità ovviamente noi non ritoccheremo proprio niente alle tariffe del taglio delle corse, perché la situazione ovviamente è possibile controllarla, e quindi anche il nostro bilancio, il nostro budget ha la possibilità di sopportare questi aumenti di costi che sono arrivati all'improvviso a febbraio.
Grazie Presidente, io la ringrazio per essere stato con noi, le auguro una buona giornata e un buon lavoro. Grazie a Giacomo Colladonna, Presidente di Grazie. Un saluto, noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, restate con noi, a tra poco. Eccoci di nuovo in diretta con la prima edizione dei nostri telegiornali. Abbiamo appena sentito quelli che sono gli effetti del caro carburante sul trasporto pubblico locale, i rischi qualora il conflitto in Medio Oriente dovesse protrarsi ancora a lungo. Vediamo ora quelli che sono gli effetti su un altro settore sicuramente fondamentale per la nostra società, quello dell'assistenza agli anziani, quello delle case di riposo. Abbiamo in collegamento Roberto Volpe, che è presidente di URIPA Veneto, l'Unione delle case di riposo del Veneto. Buongiorno Presidente, grazie. Buongiorno a lei, telespettatrici e telespettatori. Ecco, l'impatto quindi dei rincari sulle RSA, perché lo stiamo vedendo insomma sulle tasche di tutti noi, lo stiamo vedendo nelle famiglie. Per quanto riguarda le case di riposo, qual è l'impatto e quali scenari si vengono a profilare? Ma innanzitutto una battuta, che quando in questo paese succede una disgrazia, non lo so perché e per come, ma noi ci cadiamo sempre dentro. Detto questo, è chiaro che in questo momento, come chi mi ha preceduto e come sappiamo tutti, basta che prendiamo il carrello della spesa o peggio ci avviciniamo alla pompa di benzina, sappiamo cosa sta avvenendo. In realtà le strutture oggi non metteranno mano a un aumento delle rette per effetto degli eventi ben conosciuti del Golfo. Però è chiaro che se non abbiamo un forte recupero nel secondo semestre di quest'anno, è chiaro che le rette dovremmo metterci mano, magari non con questo esercizio ma con quello dell'anno successivo, perché poi quando andrai a consuntivo ti renderai conto della situazione. Dico un dato, solo immaginate, noi siamo grandi consumatori di acqua calda, di caldo quando fa freddo, di freddo quando fa caldo, e sapete bene i nostri anziani che bisogni hanno. Noi quando abbiamo fatto i bilanci per dire l'energia elettrica, il megawattora era a 113 euro a megawattora, oggi siamo sopra i 145, quindi capite bene. Poi gli effetti rincari non sono solo direttamente sul contatore, sono su tutto l'annesso e connesso. Per cui prima sentivo parlare dei trasportatori, i trasportatori fanno aumentare giustamente i generi alimentari, noi abbiamo aumenti, ci chiedono aumenti tutti i fornitori più o meno contrattualizzati, cerchi di contenere eccetera, ma anche loro hanno le loro ragioni, l'aumento dei trasporti, il costo dei trasporti, è una catena che poi fa diventare sempre più corta la coperta, questo è abbastanza evidente. Poi la beffa, mi permetta, la grande beffa su di noi strutture è che sull'energia paghiamo il 22% di IVA, cioè questa è una cosa che paghiamo l'IVA che paghiamo tutti a casa come cittadini, ma non paghiamo l'IVA come lo pagano le industrie, e per noi che non abbiamo possibilità di recuperare l'IVA neanche per un centesimo è un costo assurdo, quindi ogni volta aumenta un euro, a noi non aumenta di un euro, aumenta di 1,22 euro perché si aggiunge l'IVA. Anche qui io non so più a chi fare appelli alle classi parlamentari e a chi è dove conta, dove si riesce a fare le cose, per dire almeno toglieteci l'IVA, dateci un'IVA agevolata, ma il 22% è un costo che è per noi esorbitante, immaginate di questi tempi. Ecco Presidente, avete avuto dei contatti in queste settimane con la Regione, con il Governo per cercare in qualche modo di aiutarvi a fronteggiare questa difficoltà ulteriore che si va ad aggiungere a tutte le altre di personale eccetera di cui abbiamo svariate volte parlato? Guardi, con la Regione sì, abbiamo avuto ospite dall'Assemblea dell'URIPA di giovedì scorso, l'assessore è stato molto attento alle cose che abbiamo detto, agli appelli che abbiamo fatto, però
sostanzialmente siamo dentro in un ambito, quello, se parliamo dell'IVA o se parliamo dei costi dell'energia, che difficilmente passano per le competenze della Regione. Quello che ho chiesto io all'assessore, che sto chiedendo ai parlamentari che conosciamo, e spero anche grazie a voi, perché spero che comunque qualcuno ci ascolti, perché poi non è più facile che ascoltino voi che noi, sì, di mettere mano a una forma di sostegno. Noi abbiamo chiesto al governo di essere esentati magari per 1, 2, 3 mesi al pagamento dell'IVA, ma come sapete, quando si fanno queste proposte, se non c'è la copertura della pari somma che rientra da un'altra parte, non hai spazio e ti vengono comunque ripetutamente bocciate. Qui si tratta di fare una riforma di sistema, ci si deve rendere conto che continuare a pretendere di mettere risorse in questo mondo e non avere risposte, un aiuto verrebbe anche dal fatto di sgravarci da determinate risorse, è un modo indiretto di aiutarci e di sostenerci, cioè tra l'avere l'IVA al 22 e avere l'IVA al 10 o un'IVA ancor più agevolata equivale a dare un contributo significativo per la vita delle strutture. Però mi creda, è una sensibilità che io vedo poco, cioè siamo il secondo paese più vecchio al mondo. Lei sente parlare i rappresentanti di tutte le classi politiche del governo, i rappresentanti sindacali, chiunque altro di questo tema. Al 1° maggio hai sentito per caso qualche leader sindacale parlare dei nostri operatori o dei nostri infermieri? No, domando, io non riesco a cogliere questa attenzione. E io non vedo, cioè questo è un paese che oggi ha 4.800.000 ultraottantenni, nel 2050 saranno 8 milioni, passiamo dal 7,5% della popolazione a poco meno del 18%, ma ci si rende conto di cosa avverrà in questo paese tra 25 anni e da qui al 2050 cosa avverrà ogni anno? Io, con una popolazione che sarà anziana sola, perché chi invecchia oggi è la generazione, sono i boomer, che di fatto è una generazione che buona parte sono soli, 2/3 mi pare sono separati, hanno un figlio in media, quindi io posso essere anche un esempio di questo, ho un figlio, non potrò pretendere che mio figlio che lavora via da qui mi assista quando sarò anziano, eppure sono numeri drammatici. Immaginatevi che oggi, dicendo questi numeri a livello nazionale, è come se immaginassimo tutta la città di Roma, Milano e Torino, tutte abitate da ultraottantenni, oggi, e il 65% soli. Nel 2050, oltre che a Roma, Milano e Torino, ci troveremo ad aggiungere Napoli, Palermo, Genova, Bologna e Firenze. Quindi nel 2050 tutti i grandi capoluoghi delle nostre regioni abitati da ultraottantenni. In Veneto, da 370.000 di oggi saremo a 670.000. Sì, quindi insomma è uno scenario davvero allarmante, Presidente, è davvero preoccupante. Io la ringrazio, la devo salutare anche ora perché abbiamo diversi collegamenti in coda e mi premeva comunque insomma che venisse lanciato questo appello intanto nell'immediato, no? Già poter avere per voi l'IVA ridotta dal 22% al 10% o comunque agevolata in questo momento di grande difficoltà dovuto appunto ai rincari dei carburanti potrebbe già essere un aiuto importante, no? Quindi... Grazie. E comunque diciamo, tranquillizziamo i familiari, noi in questo periodo nonostante tutto non aumenteremo le rette per la guerra del Golfo. Quindi per il momento gli aumenti non sono in arrivo, vedremo quello che succederà anche sullo scenario internazionale. Io la ringrazio Presidente per essere stato con noi, grazie e buon lavoro, buona giornata, grazie. Noi ora andiamo a Belluno perché abbiamo in collegamento Tiziana Bolognani, la vedo con il Presidente della Camera di Commercio di Belluno e Treviso, Mario Pozza. C'è stato un incontro questa mattina per parlare di economia e di quelli che sono i nuovi scenari appunto che si stanno profilando per il nostro territorio. A te Tiziana, buongiorno.
Sì, buongiorno Marta, hai ragione, questa mattina l'incontro per parlare di economia più in generale a 360 gradi è stata la presentazione del percorso che l'ETS Academy sta facendo anche in provincia di Belluno grazie all'enorme lavoro svolto proprio qui all'interno della Camera di Commercio di Belluno. Pensate che in 3 anni già ci sono stati in provincia di Belluno, nella sede di Belluno, 24 neodiplomati su 1 migliaio circa di diplomati, di ragazzi che hanno seguito questi corsi che sono post diploma di professionalizzazione nel campo, nel settore del turismo, che è il comparto trainante dell'economia del Veneto. E però ci sono i problemi, quelli incombenti che riguardano per esempio la nuova minaccia del presidente Trump all'Europa, e in questo caso l'aumento dei dazi del 15 al 25% sull'automotive, che colpisce non solo le imprese italiane e dell'Italia, ma anche nel Veneto comparti belli precisi che hanno proprio nell'automotive il settore trainante. Sì, soprattutto nella zona qui del Trevigiano, Veneziano e anche parte del Bellunese ci sono tante aziende legate all'automotive. Poi sappiamo che Trump ogni giorno dà degli annunci, io mi auguro che nei prossimi giorni si possa chiarire un po' questa situazione con la visita del J.D. Vance, segretario di Stato, che incontrerà probabilmente anche la Meloni, anche perché insomma ha tanti fuochi accesi, e accendere un ulteriore fuoco contro l'Europa credo che non porti bene neanche a loro. Stiamo vedendo la realtà quotidiana, i costi energetici che aumentano, le pompe di benzina è sempre più cara, e questo va a gravare sulle famiglie, va a gravare sulle imprese, e bisogna trovare una soluzione a questo problema, e la dovrà trovare anche con l'Europa. Scusa Marta, ho in cuffia il ritorno probabilmente di altri colleghi che sono in attesa di collegarsi e che non hanno silenziato evidentemente i microfoni, quindi sono in difficoltà in questo momento. Proseguo questa intervista facendo allora un passo indietro, parlando del turismo, parlando dell'impegno che Camera di Commercio ha inteso 3 anni fa mettere a frutto, a terra sull'ITS. Sì, noi 3 anni fa abbiamo dato la disponibilità di ospitare in questa sede di Belluno il corso ITS, abbiamo in quest'anno investito 1.200.000 euro in questa sede nostra di Belluno per l'ammodernamento della sala Luciani, quindi della sala conferenze, e l'ammodernamento di tutti i servizi e anche delle aule. Siamo in un contesto molto bello perché è un palazzo del 1500, le aule sono nell'ala nuova fatta negli anni 70, però sotto c'è il giardino, quindi è un contesto che ha anche una sua validità nella formazione. Belluno poi ha l'opportunità, insomma, per dare ai giovani, la provincia di Belluno con le sue montagne in estate, in inverno, i laghi e quant'altro, quindi una crescita anche occupazionale, sebenché non ci siano studenti solo di Belluno ma vengono anche da fuori. Senti, a proposito di occupazione, ieri la questione che riguarda la migrazione, i migranti a Treviso ha raggiunto l'apice con insomma, le espressioni del sindaco di Treviso Mario Conte, che ha detto o restano alle regole oppure tornino al loro paese. Questa situazione sta coinvolgendo diversi enti, quindi non soltanto le istituzioni ma anche la Caritas. Noi sappiamo che ad esempio la Camera di Commercio, quindi con l'Unioncamere, è fortissimamente impegnata perché i migranti sono di fatto un'opportunità per le imprese. Sì, noi stiamo lavorando con la rete delle Camere di Commercio italiane all'estero, quindi con Assocamere Estero, per mettere in campo un progetto pilota assieme all'OIM, che è l'Organizzazione Internazionale Migranti, che fa capo alle Nazioni Unite, dove vede alcuni paesi dell'America Latina, dall'Ecuador al Perù al Guatemala, di poter portare qui professionalità e competenze. Verranno formati
formati noi abbiamo scelto l'Equador come paese, verranno formati in Equador in orientamento all'indirizzo che hanno di professionalità e di competenze. Può essere anche il sociale, uso questo termine perché lì c'è un problema sulla reciprocità del riconoscimento del titolo di laurea. Però per quanto riguarda ad esempio gli ASO, gli assistenti degli studi odontoiatrici oppure anche gli OS possono essere formati qui, però verranno qui formati con la lingua italiana. Dobbiamo chiudere, ma le chiedo proprio, ma Mario Conte, il sindaco Conte, ha fatto bene o ha fatto male a esprimersi in maniera così netta e precisa sulla questione di questi, in particolar modo migranti che dormivano al parcheggio e poi si sono spostati in centro? Ma Conte ha fatto bene, non è un problema solo di Treviso, ma basta andare a Padova, basta andare in tantissime altre nostre città. È ormai insostenibile, la gente non è più tranquilla. Io conosco personale della Camera di Commercio a Treviso che parcheggia, un parcheggio custodito dove dentro c'è di tutto e di più, che questi qui fanno il bello cattivo tempo. Uso questo termine per non usare altri termini. Bello cattivo tempo intendo siamo uomini, donne che abbiamo bisogni fisiologici che vengono fatti davanti. Questa mattina ne ho avuto l'esempio anche davanti alla Camera di Commercio. Ringrazio il Presidente della Camera di Commercio di Belluno Treviso, Mario Pozza. Marta, ti restituisco la linea e grazie per la comprensione. Grazie a Tiziana Bolognani con Stefano Bozzi per la parte tecnica. Noi ora andiamo a Venezia, a Forte Marghera con Lorenzo Maier, perché è stata inaugurata questa mattina la sede di terraferma della Biennale di Venezia, mentre continuano le polemiche. A te Lorenzo, buongiorno. Buongiorno Marta, a te e ai nostri telespettatori, grazie per la linea, grazie al sindaco di Venezia Luigi Brugnaro che è con noi per questo collegamento, sindaco Brugnaro che è anche vicepresidente della Biennale di Venezia. Questo è il primo padiglione che viene aperto oggi, da domani ci sarà la vernice, il primo padiglione, e l'idea di portare, come ha ricordato lo stesso presidente Buttafuoco nella cerimonia di apertura, l'idea di portare la Biennale qui in terraferma è stata voluta proprio 10 anni fa dal sindaco Luigi Brugnaro, quindi un po' una sua idea che continua a crescere. Beh, intanto si può anche ridere, no, perché vedevo il vostro cronista un po' serio, direttore, cioè, questo è un padiglione della Biennale, non è, no, vabbè, è un padiglione ufficiale della Biennale, l'abbiamo voluto con molta energia e l'abbiamo ottenuto perché questo è proprio il futuro della città di Venezia, cioè la terraferma, stato da mar e stato di terra. Qua siamo nello stato di terra e la preapertura della Biennale l'abbiamo fatta qui, per cui è un giorno importante per Marghera, per Mestre. Ecco, partirei un po' da quello che lei ha detto, un invito che lei ha fatto personale della città di Venezia al ministro Giuli di venire, se non in questi giorni, venire comunque a visitare la mostra. Ha detto un abbraccio con Buttafuoco sarebbe un bel segnale. Sì, lo confermo, noi siamo col governo, siamo con l'Europa, come città di Venezia, noi ci siamo gemellati con Odessa, noi siamo per l'Ucraina senza se e senza ma. Io ho ospitato ragazzi, donne a casa mia, abbiamo ospitato più di migliaia di persone qui, di donne e bambini che scappavano dalla guerra, per cui sappiamo esattamente che lì c'è un popolo aggredito, c'è una guerra tragica, e per cui il nostro posizionamento è per cui plaudo al governo italiano e anche alla Commissione europea per quello che sono le verifiche che hanno fatto, che non sia stato fatto nulla per favorire la Russia. Altro è invece la Biennale. La Biennale è un ente culturale aperto da sempre, a parte che la Russia è anche proprietaria del padiglione, ma noi siamo convinti che l'autonomia di Venezia parte proprio dal fatto che noi vogliamo che torni a essere un luogo di diplomazia, di incontro, di ragionamento, anche di polemiche, benissimo, perché tu comunque la pace, e Papa Leone ci esorta tutti i giorni a cercare la pace la fai con l'aggressore, la fai con l'altro, la fai col tuo avversario, col tuo nemico. Ecco, per cui credo che un luogo di pace, se cerchiamo la pace davvero, dobbiamo creare e non perdere le occasioni dove invece i popoli si parlino. Noi non siamo in guerra col popolo russo, noi siamo contro le azioni che la Federazione Russa ha messo in piedi, tragiche, in Ucraina, ma non siamo contro il popolo russo. I popoli
bisogna riuscire a farli parlare, a farli dialogare. La cultura è la cosa più importante, ecco perché la Biennale sarà una Biennale storica questa. Io sono orgoglioso, assieme anche al Presidente della Regione, di aver difeso il Presidente Buttafuoco, continueremo a farlo, perché Venezia, se vuole l'autonomia, se il Veneto vuole l'autonomia è questa, l'autonomia di poter essere liberi e difendere la libertà. Non è un po' dispiaciuto queste polemiche? Hanno anche però creato una frattura, è inutile nasconderci dietro un dito. No, io non sono preoccupato di niente e non sono dispiaciuto delle polemiche. Mi dispiace quando magari si rompono dei rapporti interpersonali, ecco, quello sì. Per cui io anche oggi, lo faccio ancora volentieri anche adesso, lancio un appello al Ministro Giuli, perché insomma durante la Biennale, se non adesso in questi giorni, ormai la posizione l'ha presa, è difficile che possa cambiare idea in questi giorni, ma diciamo che durante l'estate io non sarò più sindaco, Ministro, però se vuoi un abbraccio te lo do io, facciamo un incontro tra te e il Presidente Buttafuoco, perché credo che al di là delle legittime posizioni reciproche bisogna continuare a trovare quel consenso personale che non deve mai venir meno, e credo che sarà così alla fine, insomma, ecco. Ultimissima cosa che chiedo per favore, e un altro tema caldo di questi giorni è la vicenda di Beatrice Venezi con il Teatro La Fenice. Qual è la sua posizione? Io sapete che ho sempre difeso Beatrice Venezi, difendo la prerogativa ho difeso e difendo la prerogativa del sovrintendente di nominare, perché la legge lo dice. Poi le modalità ognuno ha le sue evidentemente, ma sicuramente aveva titolo e diritto a poterlo fare. Su Beatrice Venezi, che io ho avuto modo di conoscere, non sono un esperto per capire se ha o non ha i requisiti, però che sia stata offesa pubblicamente a livello mondiale è un dato certo, e per cui io penso che forse le ultime esternazioni che sono arrivate dall'Argentina, su una sua intervista, io non so se sia stata deformata o meno, a noi sono arrivate queste comunicazioni quasi ufficiali a livello mondiale, dove diceva che c'era nepotismo, e sembrava, leggendo l'intervista o leggendo i retroscena che venivano fuori, che ci fosse un'accusa generalizzata. Questo non lo possiamo accettare, perché non c'è nessun nepotismo nella Fenice, se non casi singoli che dovrà lei eventualmente raccontare e dire, come poi mi pare che abbia fatto. La cosa che a me dispiace è lasciare per cui è stata licenziata, di conseguenza non poteva essere confermato un contratto con questo tipo di dichiarazioni, non era accettabile. Mentre era accettabile, sarebbe stato per me auspicabile un bel confronto schietto con gli orchestrali. Io sognavo il giorno di entrare con lei, andare a sentire le prove insieme, vedere qualche bella scazzottata anche verbale se era il caso. Sì, ma è così, perché lei è stata offesa, aveva tutto il diritto di replicare, però era meglio replicare in faccia alle persone, mai sugli organi di stampa eccetera. Io speravo di poterla portare a fare le passeggiate all'interno, perché mi sarebbe piaciuto essere testimone e aver provato a sentire se davvero le accuse che le venivano rivolte avevano un senso, o se, come io penso, siano cose legate molto alla paura e secondo me anche ad altre cose, questioni probabilmente di natura politica o partitica. Ci sono le elezioni comunali, sicuramente c'era anche questo, noi ci nascondiamo anche. Ho visto delle immagini che riprendeva ieri una trasmissione nota in Italia, che ormai sta facendo tendenza, dove c'era qualcuno che chiedeva le dimissioni del sovrintendente. Ricordo che chi urlava è una candidata che non è stata eletta in consiglio regionale. La cultura viene usata, si approfittano, quindi questo la sinistra sa bene come fare, sono protagonismi inutili. Io invece volevo restare sul merito degli orchestrali, ho lasciato sempre fuori le polemiche pretestuose, non le ho mai tirate fuori, perché ritengo che gli orchestrali avevano tutto il diritto di, anche di sbagliare, perché le proteste sono legittime, tant'è che sono state consentite, non c'è motivo di non consentire, perché siamo nell'idea della libertà, ma per la stessa libertà che io dico che secondo me Beatrice Venezi alla fine sarà un grande maestro d'orchestra a livello mondiale, sarà un grande maestro d'orchestra. Il problema è che non siamo riusciti a mettere in contatto io speravo in questo dialogo che non c'è stato. La cosa triste è che siamo riusciti a finire un'esperienza, qualcuno anche contento, gode, dice è nata male, è finita peggio, è arrivato il scienziato, perché purtroppo non si è capaci invece di far parlare le persone con legittime idee diverse, ma bisogna che a fronte di un dialogo purtroppo che non c'è stato, allora avrebbe avuto senso una rottura, ma una rottura preventiva dove tu attacchi
soprattutto il curriculum di una persona. Lasciamo perdere donna, giovane, di destra o di idee che avrà lei, non lo so, ecco, per dire che lei non è adeguata. Non ho mai visto un festeggiamento dopo un licenziamento. Ecco, attenzione, perché si stanno aprendo delle porte a cose che potrebbero non piacere vista al contrario. Io ritengo e spero che prima o poi, auguro grande successo a Beatrice, non ritengo meritevole di questo modo di essere trattata. Poi, a fronte di attacchi continui, a provocazioni continue, lei ha risposto una volta o due volte forse sopra le righe, e di conseguenza il teatro non poteva, noi come fondazione non potevamo accettare, il sovrintendente ha dovuto per forza rescindere il contratto. Grazie Sindaco per essere stato con noi. Marta, se non hai domande ti restituisco la linea facendo ascoltare quello che ha detto il presidente Pietrangelo Buttafuoco nella cerimonia di apertura di questo padiglione. Siamo circondati da fatti d'arte, siamo circondati dalla contemporaneità. Intorno a noi i giorni difficili e complicati di questa nostra esistenza. La storia bussa alle porte di quello che non è mai una decorazione, ma il sentimento profondo che attraversa l'arte. Attraverso i loro linguaggi gli artisti mettono in scena delle esperienze che sono sensoriali e sono visive. Mi piace ripercorrere la proposta di Fabrice Aragnot e individuare nelle 5 dita che preannunciano la mano un racconto a noi contemporaneo. Le 5 dita che arrivano prima di vedere la mano, adesso stringendosi nel pugno, ci portano in una dimensione che è quella attuale, ed è l'età della forza, ed è una forza che non ci permette di vedere oltre l'orizzonte in cui ci è negata la possibilità di immaginare un futuro. Ma siamo qui immersi in una realtà sociale viva e siamo qui a nutrirci d'arte, perché l'arte ha una potenza ancora maggiore di ogni prepotenza. L'arte ci destina al futuro e ci dà la possibilità di cancellare le catastrofi. Queste dunque le parole del presidente della Biennale di Venezia, Buttafuoco, questa mattina a Forte Marghera per l'inaugurazione della parte in terraferma appunto della Biennale veneziana. Ora torniamo a Treviso per rivivere quelle che sono state le emozioni di ieri con la Treviso in rosa, oltre 10.000 le donne che hanno partecipato all'edizione 2026 della manifestazione, il ricavato della quale andrà a finanziare iniziative per la prevenzione dei tumori con la LILT. Vediamo. La forza delle donne e della prevenzione in un lungo serpentone che ha avvolto la città. Un abbraccio ricambiato e riconoscente per la 12ª edizione della Treviso in Rosa, dove in più momenti, anche attraverso gli speaker ufficiali, è stato ricordato Alex Zanardi. Più volte campione paralimpico, ma soprattutto campione nella vita. Ma dietro ogni maglietta rosa c'è un volto, una storia, una motivazione. A dimostrarlo la triatleta Alessandra Fior. Personalmente ho attraversato questo percorso purtroppo ignorando il messaggio della prevenzione, e solo dopo il percorso appunto oncologico e chemoterapico affrontato ho capito quanto sia importante fare una diagnosi precoce affinché ci sia una predicibilità di vita più favorevole.
favorevole. 10.000 le partecipanti, tanti gruppi provenienti da tutta la Marca, tra i più numerosi quello di Preganziol, ma ci sono anche le donne fuori dal comune di Casugana, giunta e consiglio al completo. Purtroppo il tumore al seno, il tumore all'ovaio, bisogna prevenire, donne, e veramente farsi le cure e la prevenzione ogni anno. Forza, non mollare mai. In caso di malattia, ecco, c'è tutto questo, una rete di donne e di professionisti che ci sostiene. Questa energia portiamocela ovunque. È davvero un grande grazie a tutti i volontari che permettono questo, allo sport, ma soprattutto alle grandissime guerriere della vita che abbiamo qui oggi. Mi emoziona ogni volta, non lo so perché, non so da dove arrivano tutte queste donne, però ci ripaga dei grandi sforzi che abbiamo fatto in questi mesi. Il colpo d'occhio del resto lungo le mura è impressionante, in un mix di energie e fiducia, soprattutto nella ricerca. Forza donne, siamo le migliori nel mondo, qui a Treviso. Buona camminata a tutti. Nella domenica trevigiana generazioni intere, una accanto all'altra. Tutti assieme, sempre finché posso. E ci siamo anche noi di Media Nord-Est perché la prevenzione va soprattutto comunicata in maniera efficace. Antena 3 è presente per ribadire come sempre l'importanza della prevenzione, lo raccontiamo nelle nostre trasmissioni e siamo qui presenti. Una giornata molto bella, una giornata di festa e anche noi stiamo tutti insieme perché oltre che colleghi siamo anche amici. Immancabili ringraziamenti di Mario Conte agli operatori, ai volontari, agli organizzatori per il sindaco raffica di selfie in una giornata che vede Treviso nel suo vestito migliore. Fatemi finire con viva le donne che partecipano a queste manifestazioni perché sono il vero tesoro di questa manifestazione. Solo gioia di esserci. È importante, ci salva la vita. Non bisogna aver paura della malattia perché come potete vedere si rinasce e si rinasce meglio di prima. Ed è tutto per questa edizione, vi ricordo l'appuntamento questa sera con l'approfondimento politico di Ring in diretta dalle 21, stasera ospiti di Nicola Zanetti, Anna Maria Bigon del Partito Democratico, Riccardo Barbisan della Lega, Gianluca Schiavon di Rifondazione Comunista, Matteo Baldan di Fratelli d'Italia, Davide Lovat di Resistere Veneto e Luciano Pareschi, imprenditore del settore parchi e divertimento, che ha annunciato di voler chiudere la storica discoteca iesolana Vaniglia Club per l'impossibilità e i costi ormai insostenibili nel gestire la sicurezza a causa di giovani sempre più violenti. Questi dunque i temi di Ring. Grazie per essere stati con noi, a tutti un buon pomeriggio. Subito dopo la sigla, come sempre, il nostro meteo con le previsioni del tempo. Arrivederci.